Per Giulia, per tutte, ora basta. È questo uno degli slogan che si legge sui cartelli nelle manifestazioni che attraversano le strade e le piazze delle città del Veneto e non solo. Dopo l'ennesima tragedia, l'ennesimo femminicidio, quello di Giulia, che ha sconvolto la nostra comunità. Ieri la mobilitazione nel centro di Mestre ha coinvolto migliaia di persone che hanno sfilato da piazzetta Coin fino a piazza Ferretto. Vogliamo essere libere e sicure, ora basta. Il presidio per Giulia diventa un corteo, scrive La Nuova di Venezia. Il corteo è stato preannunciato da una raffica di scritte apparse in centro città. Non accontentarti di una storia Instagram, per Giulia e per tutte, scendi in piazza, uno dei messaggi. Il tam tam ha funzionato, perché alla fine in piazzetta Coin dalle 18:30 c'erano migliaia di persone, 4.000 secondo gli organizzatori e le organizzatrici, 1 migliaio per le forze dell'ordine. Prima il presidio, poi il corteo con quasi 2.000 partecipanti. Non hanno mancato l'appuntamento le donne di se non ora quando, anziani e mamme con i bambini e tantissime ragazze. Non bastano 105 minuti di silenzio, azioni concrete subito, recita lo striscione che ha aperto il corteo. 105 come le donne ammazzate quest'anno in Italia, vittime della piaga del femminicidio che la tragedia di Giulia Cecchettin ha portato oltre il livello della civile sopportazione. 105 donne che purtroppo nelle ultime ore, dopo che quello striscione è stato scritto, sono già diventate 106. Per Giulia e per tutte ci vogliamo vive e libere. È questo l'urlo che si ripete e risuona da Mestre a Vicenza, dove ieri sera allo stesso modo si è svolta una manifestazione partecipatissima. Un'altra è prevista per questa sera, organizzata dal comune del capoluogo berico. Lunedì l'imponente, gigantesca, partecipatissima manifestazione a Padova, 15.000 persone in piazza. Dobbiamo riprenderci le strade della nostra sicurezza, dobbiamo dire basta alla narrazione del bravo ragazzo. Per te bruceremo tutto. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 22 novembre 2023, la prima notizia del giorno riguarda la mobilitazione che sta attraversando le strade e le piazze del Veneto, di tutta Italia, contro il femminicidio, contro il patriarcato. Per Giulia, per tutte, ci vogliamo vive e libere. Una mobilitazione, l'abbiamo letto nell'articolo di Mitia Chiarin sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM, che ieri appunto ha attraversato il centro di Mestre, ma come abbiamo detto anche quello di Vicenza. Le iniziative si moltiplicano comunque sul territorio regionale. Sabato ad esempio è prevista a Torreglia una fiaccolata per Giulia. I quotidiani del gruppo NEM intervistano il sindaco del paese, il comune dove risiede la famiglia di Filippo Turetta. Il paese è sotto shock, dice il sindaco, che racconta come la comunità ha vissuto il dramma. Ci è crollata una montagna addosso, dice. Sono andato a casa Cecchettin, mi ha colpito il papà, una grande persona. Il corteo contro la violenza sulle donne e per ricordare Giulia Cecchettin, sabato 25 novembre, partirà dalle 19 e attraverserà il centro, ma non passerà davanti a casa Turetta. A Vigonovo e Saonara nel frattempo spuntano 2 gigantografie, per non dimenticare c'è scritto "Ti vogliamo bene", l'immagine di Giulia sulle facciate della biblioteca del municipio. Intervenire subito contro una piaga che colpisce le donne. Intanto Saonara si prepara per il funerale, è previsto un afflusso di migliaia di persone. Ancora altre iniziative a Mirano contro la violenza sulle donne, tra flash mob e incontri, un ciclo di iniziative dal 25 novembre. Insomma, sono tantissime le iniziative che davvero si moltiplicano nel territorio regionale, ma in particolare continuano le manifestazioni in piazza. Proseguiamo la rassegna stampa di oggi, sempre parlando
del tema della violenza contro le donne. I quotidiani del gruppo NEM pubblicano una statistica dei dati. Giulia, Anica, Vilma e le altre sono 7 le donne venete uccise dall'inizio dell'anno. I sindacati lanciano un appello: è il momento che tutti noi ci prendiamo le nostre responsabilità. Ma vediamo, il numero dei femminicidi è aumentato dopo la pandemia. Scrive Laura Berlinghieri nel suo articolo per i quotidiani del gruppo NEM, quotidiani che pubblicano le 7 fotografie delle 7 donne uccise in Veneto dall'inizio dell'anno. Sono Vilma Vezzaro, Rosanna Trento, Anica Panfila e Margherita Ceschin, Giulia Cecchettin, Manuela Bittante e Liana Cogita. 7 donne che sono state uccise in questi primi 11 mesi del 2023. Qui non è scritto, ma possiamo essere sicuri che ad ucciderle sia stato in tutti i casi un uomo. Il 25 novembre a Roma, la manifestazione per la giornata contro la violenza sulle donne, prevista anche qui una grandissima partecipazione anche in partenza dalla nostra regione, dal Veneto. Ma vediamo altri dati. Al 31 agosto 2023 in Veneto si contano 27 orfani e in Friuli 12, dagli 0 ai 21 anni. Sono figli e figlie che hanno perso la mamma per mano del proprio padre, a volte addirittura assistendo al femminicidio e quindi diventando loro stessi testimoni. Queste persone non sono ancora seguite a sufficienza dai servizi e dalle istituzioni nel percorso di riabilitazione del lutto e di tutte le difficoltà inimmaginabili che ne conseguono. Ogni caso è una storia a sé stante perché dipende dall'età dell'orfano, dal suo carattere, dal contesto, ma tutti chiedono una cosa, e cioè la verità. Spesso, anche nel tentativo di proteggere chi rimane, si preferisce evitare di raccontare i dettagli di una tragedia, con la conseguenza che chi resta si sente ancora più impotente. Lo scrive Vera Mantengoli sempre per i quotidiani del gruppo NEM. Quindi abbiamo capito 27 orfani in Veneto. Sono gli orfani invisibili dei femminicidi, questo il titolo. 27 solo quest'anno, solo nel 2023, un numero che rappresenta quella che è una realtà, tante realtà di sofferenza, quello che rimane dopo la tragedia, o meglio dopo il femminicidio. Ci sono dei progetti come quello Orfani di femminicidio vittime invisibili, selezionato da Con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile attraverso il bando A braccia aperte. Si tratta però di un percorso pionieristico che prevede partenariati ad esempio con il Centro Veneto Progetto Donna, Relazioni Positive, Belluno Donna, e la creazione di modalità di lavoro con altri soggetti come il Tribunale dei Minori, i servizi sociali, le scuole, le famiglie affidatarie. Insomma, qualcosa c'è, ma appunto ancora da strutturare in termini di aiuto, di supporto a queste persone, questi orfani, soggetti fragili naturalmente che hanno bisogni specifici. E parlando di centri antiviolenza, spostandoci sulle pagine del Corriere del Veneto, leggiamo un'altra notizia, un articolo di Michela Nicolussi Moro. Vediamo il titolo: effetto Giulia nei centri antiviolenza, in 2 giorni decine di telefonate. Zanni, Mariangela Zanni, presidente della struttura di Padova, del centro antiviolenza di Padova, dice: la storia della studentessa e l'appello della famiglia hanno incoraggiato tante ragazze a chiedere aiuto, ma i fondi sono insufficienti. E questo è un tema gigantesco, una questione enorme. I centri antiviolenza in Veneto ce ne sono alcuni, ma appunto non hanno fondi a sufficienza, sono finanziati troppo poco dallo Stato e dalla Regione. E quindi vediamo le parole di Mariangela Zanni del centro Veneto Progetti Donna. Mai vista una reazione del genere, nemmeno dopo altri femminicidi. Solo al nostro numero verde 881 46 81, operativo dal lunedì al venerdì con orario 8:20, in 2 giorni sono arrivate 18 chiamate di donne bisognose di protezione. La vicenda di Giulia ha scosso tutti, ma in particolare chi sta subendo violenza. Ha confessato di avere tanta paura e ora sente l'urgenza di mettersi in salvo.
Le parole del padre, ma anche della sorella di Giulia, Elena, hanno saputo raccontare il dramma del femminicidio per quello che è, senza narrazioni romantiche, dando la forza a tante ragazze di reagire, di porre fine all'incubo. Un effetto dirompente, aggiunge Mariangela Zanni: finora non avevo sentito nessun parente di una vittima parlare con tanta competenza, e infatti l'appello dei Cecchettin ha raggiunto l'obiettivo. Sono purtroppo sempre di più infatti le donne che subiscono violenza psicologica, fisica, sessuale, economica, stalking, cyberviolenza, molestie, nella maggioranza dei casi tra le mura domestiche, ad opera di mariti, fidanzati, fratelli, padri, zii, nonni, amici di famiglia o anche fuori di casa, ma per mano di persone conosciute come gli ex compagni. Nel 2022 7.000 donne di ogni età e classe sociale si sono rivolte alla rete regionale dei centri antiviolenza, forte di 95 strutture, 26 centri antiviolenza in senso proprio, poi 38 sportelli di contatto loro afferenti e 31 case rifugio. La rete in un anno ha preso in carico 3.400 donne. C'è un numero verde che è il 1522, attivo 7 giorni su 7, il numero nazionale gratuito antiviolenza. A seconda della provincia di chiamata indirizza l'utente al centro più vicino a casa. Quando una donna telefona al centro antiviolenza rispondono psicologhe che tracciano una prima valutazione. Se è in pericolo di vita la convocano o la raggiungono subito, se no altrimenti fissano un appuntamento. Le vittime di violenza fisica, psicologica, sessuale, economica, stalking, cyberviolenza e molestie, nella maggioranza dei casi subiti tra le mura domestiche, ricevono anche assistenza legale, che è allo stesso modo gratuita. Naturalmente, per offrire tutti questi servizi i centri antiviolenza e la rete regionale antiviolenza hanno bisogno di fondi, di soldi, perché non bastano naturalmente i volontari e le volontarie che lavorano in questi centri, servono anche risorse economiche, e da questo punto di vista i finanziamenti statali e da parte della regione sono assolutamente insufficienti. Una denuncia che viene fatta ogni anno proprio in questo periodo, durante le riunioni per l'approvazione del bilancio regionale. Sembra sempre in qualche modo che queste risorse non si riescano a trovare, ma chiudiamo la rassegna stampa di oggi con le ultime due notizie flash. La prima riguarda proprio il bilancio regionale, la troviamo sui quotidiani del gruppo NEM. Regioni, tagli confermati. Giorgetti, ministro dell'economia, esponente della Lega, è assolutamente irremovibile, e proprio la Lega e il suo partito è preoccupata dal bilancio regionale del Veneto. Veneto che deve restituire 28 milioni di euro secondo le decisioni del governo Meloni. L'assessore al bilancio Veneto Francesco Calzavara è in missione a Roma. Sull'approvazione del consuntivo potrebbero pesare le divisioni politiche. La partita non è ancora chiusa, dice, ma al momento non arrivano soluzioni da Roma, dovremo tagliare. Questo è l'annuncio dell'assessore al bilancio della regione Veneto, quindi altri tagli previsti come conseguenza delle nuove politiche economiche del governo Meloni. Tagli che inevitabilmente comporteranno una riduzione e un peggioramento dei servizi erogati o sostenuti dalla regione, tra questi ad esempio proprio la rete antiviolenza di cui parlavamo ora. Una prospettiva che non può non preoccupare. Ma l'ultima notizia di oggi invece la troviamo sulla pagina di cultura e spettacoli del Gazzettino, ed è una fotografia di un'automobile della Fiat, la Topolino a fumetti, disegnata da Cavazzano. Giorgio Cavazzano, il celebre fumettista veneziano, ha infatti illustrato la carrozzeria della microcar elettrica per il 100° anniversario della Disney. Un'opportunità, dice, che mi ha toccato profondamente nel cuore, perché è sempre stato un mio sogno disegnare appunto il Topolino sulla Fiat Topolino. Non è stato facile, ho fatto parecchi schizzi e prove, ma non ero convinto. Poi una notte ho avuto l'ispirazione. L'obiettivo era creare qualcosa di significativo in grado di unire due simboli iconici nel mondo, e l'immagine alla fine è davvero carina. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.